Si chiudono i teatri ma si alza il sipario su una favola intramontabile, quella di Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, che andrà in scena in un'inedita produzione dal Teatro La Fenice in streaming. Lo spettacolo, realizzato con l'orchestra del teatro sotto la direzione musicale di Alvise Casellati, la voce recitante dell'attrice Sonia Bergamasco, le illustrazioni di Chiara Tronkin, sarà trasmesso il giorno di Natale alle 16. Vi voglio raccontare una storia. Anzi, tutti noi qui in questo bellissimo teatro ve la vogliamo raccontare. Un lavoro sinfonico collegato alla narrazione, in cui fondamentali sono le associazioni dei personaggi con gli strumenti. Nella storia di Pierino, che con l'aiuto dei suoi amici animali riesce a catturare un ferocissimo lupo. E gli animali parlano e si muovono attraverso le note. E allora il flauto è l'uccellino. L'anatra dondolante assume la connotazione sonora dell'oboe. Pierino saltellante è quella degli archi. Non solo una favola che insegna una morale ai bambini, ma anche una composizione che aiuta a comprendere e conoscere gli strumenti di un'orchestra. L'iniziativa ha l'obiettivo di uscire dai propri consueti confini e raggiungere un pubblico vasto, specie in un periodo di chiusure. Ma non solo, in pentola anche l'iniziativa 2 volte Natale, che permette di acquistare 2 posti al prezzo di uno nella platea del Teatro Lagunare per un numero selezionato di eventi della programmazione lirica e sinfonica del 2021.